tutto sulla nomina se consulta, otselusa tutto che contiene su noi, che relatori, poi dai, io sono regolare situazioni, autori importanti della cultura sarda. Questo che oggi ho già detto su Reggio, sono come presidente del concorso letterario con un sarda, il concorso letterario un sardo, io ho fatto nel 2012. In questo concorso letterario, ma che vai apposta, io partecipavo quattro richiesti, oggi sezione mezzo, il dottor Medda, Franco Medda, che ha vinto sezione conto, con un bello conto, disavvio su Garso, che è sfida, duello al Garso, un bello conto su questa guerra amana. Dunque, come ne rimane con noi, ma il dottor Medda mi ha regalato lavoro che poverino anno fa, in occasione di essere presentata 3 libri propositati da Sardarese. Io ho presentato sul libro su Saporito da Sardo, passavamo sulla terra leggera, un levio su ci passavamo senza terra. Io ho presentato altro libro furo e in occasione lo potevo regolare a Giovanni Francesco Pintore, lo quattro autori dalla Sauri hanno fatto e lo sapeva regolare l'autore del Portomano, lo sapeva comunque lo sapeva sarda. Noi sul noi, questa prima aveva presentato dove rassegna Luzza, non so che tu libro su gli autori si sono stati a rassegna, in realtà che era diventata ragazzi voi, adesso so riposo tutto insomma. Una cosa ovviamente, il nostro capo si comprende che su uno desarme, su consulta, Deo, ci vediamo su questa lingua che è la cultura nostra. Ci dava passato e presentavo sul Liboreggio, sul profeta sul bilinguismo, capotraggio, prescrittivo, e poi se uso noi. Non so, pensavo che io sia da Dio sostanza della lingua nostra, sia da contenere tutto quanto su difficile a guardare di cultura che ci accosta in una maniera questa che è la lingua nostra. Se ci candidare qualche sorpresa devo subire questa politica, questa classe di intellettuali, di accademica, dirigenti, ha cercato di fare, ha fatto tutto questo anno su via Saoi e stanno a disegrare questa lingua e questa cultura. Sa lei che è sicuro di questa regione sulla tutela della lingua e cultura sarda? Questo primo anno si praticamente si faceva che sia di cultura, si andava a banda, a parte questa lingua. Non ci bisogna regolare, 50 anni fa, si associa a costruire il futuro. E lo organizzavo in noi, proprio in questo aposento, questo bello impegno sulla Costituzione italiana. Sono relatori con un bravo di avverto, il centro universitario, che è la carriera regionale, in questo articolo si sono mostrati spiegare fino a fine, e la carriera con l'articolo 1 della Costituzione, poi passavo sull'articolo 2, all'articolo 3, sul 4, sul 5, Passate che andare sul deserto, no, sul deserto già saltavo, passavo sul deserto. Poi non riuscivo, l'articolo 6 della Costituzione, e questo che nasce, che la Repubblica Italiana tutela le minoranze linguistiche. Non lo so, se questa minoranza linguistica per umana dell'Italia è una delle sue importanze dell'Europa. Semplicemente su docenti, io saltavo, è stata che non riguardava, non so su questa cosa, è stata riguardata su Trentino, non riuscivo, si deve per ricordare l'idea, questa cosa. Tu stesso che succede 2 anni, su 3 anni, e no, sulla sarda non avevo su, come dire, io sono come ne avrai a distrantagiare questa lingua nostra, poi mi va che cosa fai a manco di quella cultura che ne vuole dare le lingue. E Dio vi annai. Devo tornare grazie alla parte Savrocco, a Roberta Azzoli, che ha traballato questa presentata e pensa proposta. Vedo che sono una delle cose di lavoro. Adesso il libro che ha Pulligio, tra giornate, non devo dire come lo sembra, volta poi dei fare sicuramente per la Loris. Lo posso andare con un ballo questo esito. Grazie a chi ha organizzato questo talk, a suo sindaco Giuseppe Carao, che ha da preparare sul sindaco a Roberta Azzoli, mi sa di domandare dove fai questa celebrazione che vi suoi, e
a Giampaolo Pisu chiesti sempre su maestre e cerimonie in questa cosa. E usa questionare in mezzo, si inauguri i punti iscritti su questa mesa. Rossana Coppez, che stai a San Bulleghi, Deserto Azzeli, esti una professoressa con media esperienza e una che si chiede bello su me, è stata cristiana e pensa stato un libro che si va a campo, salta lì, sul mese passato, salta lì. Poi tenevo su Pierpaolo Gionas, che è un collega dell'Università di Castello, Andrea Calmas, un altro collega italianista che ha studiato s'opera di Azzeni, e Pierpaolo Giolas ha fatto un libro in Mori, a un dia di costo disarticolo che hemos preparato di un convegno per via nel 2005. Lo stesso libro, se tu faccio bene, sei interessato. Franco Mega, già io conoscesi, non c'è stato solo questi autori che ha furriato i sardi sul libro che io tenevo su o a regionale in Parisi a quando si fa i questionari su Amosano sulle scritte in Caliccio. Insomma, siccome dopo documentare donavo subito su questo al professor Canis. Facciamo così. Allora, io vi chiedo scusa, dovrò parlare in italiano perché i miei genitori seguesi, quando ero piccolo, mi hanno escluso dall'apprendimento del sardo, per ragioni che sarebbe adesso complicato spiegare. Per cui io non so parlare, capisco il sardo ovviamente, ma non lo so parlare. Bene, chiedo scusa, ma dovrò parlare in italiano. Va bene, sì, forse perché il filo è andato su. Ci siamo? Ok. Allora, la storia di cui parliamo oggi, cioè il romanzo Passavano sulla terra leggeri, nasce paradossalmente, come altre opere, da un'assenza di storia, da un vuoto clamoroso, da un silenzio. Forse per capire che cosa intendo occorrerebbe prendersi la storia della letteratura della Sardegna di Francesco Alziator e leggere il primo capitolo, che si intitola L'età del silenzio. Che cosa sosteneva l'intellettuale Castellario Alziator? Sosteneva che la Sardegna vantasse una straordinaria età dell'oro, l'età dei nuragici, di un popolo cioè che manifestava attraverso ciò che si era conservato nel tempo una straordinaria grandezza, un popolo che aveva inventiva, che aveva genio, che aveva immaginativa e anche capacità tecnica per dar corpo a quell'inventiva. Dalla straordinariamente grande l'edificazione dei nuraghi fino o pensiamo addirittura adesso ai giganti di Monteprano, fino ai minuti bronzetti nuragici. Sosteneva Alziator che quel popolo avesse una capacità anche di comporre poesia, avesse un suo sistema di miti e avesse una sua epica, ma non avendo inventato la scrittura non ne abbia in qualche modo serbato un ricordo. L'età del silenzio, il silenzio in realtà ricchissimo di suggestioni. Ora c'è tutta una serie ormai di generazioni di autori sardi che hanno deciso di cimentarsi con quel silenzio, che hanno provato a dar voce a quel silenzio, narrando la storia di quel popolo originario, di quel popolo dei nuraghi. Potrei fare diversi esempi, ne faccio giusto un paio che sono i più, per varie ragioni, più suggestivi. Un tanto breve quanto straordinariamente evocativo racconto di Giuseppe Dessì, ispirato a un artista di Ulassai che è Maria Lai. La leggenda del Sardus Pater, che poi Maria Lai riprende, rielabora e storia meravigliosamente. In quel brevissimo racconto Giuseppe Dessì descrive il modo in cui, particolare in cui
giunsero sull'isola i primi abitatori. E l'arrivo dei Sardi nell'isola Dessì lo collegava a un mito cosmogonico, al racconto dell'origine dell'universo. Il Saltus Patria, il dio creatore, viene in Sardegna per concedersi il riposo dopo la creazione. Al polo opposto sta un altro straordinario racconto dell'origine, che è diventato in realtà un romanzo in forma di trilogia, di un autore giovanissimo che è Andrea Azzori, di cui si parla molto di recente, che ha scritto della terra di Nurak, la terra di Nurak che è di nuovo la Sardegna fuori dalla storia, oltre la storia. Ischida della terra di Nurak, che notizia dell'altro giorno diventerà probabilmente una straordinaria produzione hollywoodiana, progetto in porto, gli americani vogliono fare un film fantasy. Ora, tra 2 secondi, eviterò di usare il microfono. Spegniamo la tecnologia. Ci appelliamo agli strumenti. Comunque ho fatto giusto 2 esempi che riguardano 2 generazioni già distanti tra loro, Dessì e Andrea Azzori, il racconto di quella straordinaria epopea di cui non rimane traccia. Ora, dal punto di vista cronologico, Sergio Arzeni in un certo senso si situa in mezzo. Azzori ha dichiarato di essere stato influenzato dalla lettura di Passavamo sulla terra leggeri. Passavamo sulla terra leggeri è, fra tutte le scritture delle origini, quella più sistematicamente perseguita, quella che è stata progettata nel tempo, lungamente studiata da Sergio Arzeni. Ce ne sono delle tracce in realtà fin dall'Apologo del giudice bandito, che è una delle prime prove narrative. Solo che nell'Apologo Arzeni ancora si muove nel solco della storia. Uno degli elementi centrali dell'Apologo, il processo alla cavalletta, è ricavato da un libro di storia, anche ovviamente se poi viene travisato, esplode come evento storico. Ci sono tutta una serie di tracce, per esempio ci sono degli articoli che ci dicono che cosa stesse rimuginando nella sua testa Arzeni. Un articolo addirittura del luglio del 1980, pubblicato sull'Unità, e si intitola significativamente Le peripezie di Ulisse viste dai nuraghi. E qui scrive Arzeni: il passato collettivo del popolo sardo è profondo sì migliaia di anni, ma anche disperatamente muto, privo di scrittura. Si esprime soltanto attraverso enigmatici nuraghi e strani guerrieri di bronzo. Sembra quasi che ripeta le parole di Alzia Thorsen, andate a leggere quel primo capitolo. Tale comunque da richiedere miti che coprano il vuoto, parole che riempiano il silenzio. Come dire, se non abbiamo un'etica nostra, dei nuraghi, abbiamo però ben il diritto di appropriarci di quella comune a tutta l'area mediterranea, che è patria anche nostra. In un altro scritto che è Nazione e Narrazione, Arzeni dirà: io sono sardo, ma sono anche italiano, ma sono anche europeo. E quella è una grande affermazione di identità sarda, che nasce dalla necessità anche di confrontarsi con gli altri condomini di quel grande condominio che è il mare Mediterraneo. Ci dice Arzeni in questo articolo che i nuragici non ci hanno lasciato miti perché non avevano inventato la scrittura, ma che abbiamo tutto il diritto di attingere a miti che appartengono a tutti i popoli del Mediterraneo. E ovviamente emerge come figura a segno la figura di Ulisse. In fondo non è un caso che i primi abitatori dell'isola che passavano sulla terra leggeri vengano dal mare, costretti a prendere il mare perché cacciati dalla loro patria, facciano un naufragio sulle terre dell'isola che da quel momento in poi diventerà un po', in un certo senso, la loro Itaca, eternamente da riconquistare, conquistata, persa, riconquistata, e sempre agognata fondamentalmente. Come decide di muoversi Arzeni nel momento in cui concepisce un progetto di scrivere l'epica del popolo dei Sardi? Parte da un punto di vista, paradossalmente di nuovo, e in un certo senso aristotelico. Aristotele scrive nella Poetica
che la differenza fra lo storico e il poeta sta nel fatto che lo storico racconta i fatti come sono accaduti, il poeta racconta i fatti come sarebbero potuti accadere. Prosegue Aristotele dicendo che questo è ciò che rende la poesia più seria e più filosofica rispetto alla storia, perché la storia si occupa del particolare e la poesia si occupa dell'universale. Azzeri decide cioè di raccontare i fatti come sarebbero potuti accadere, ma in realtà si pone in una prospettiva che è post-aristotelica, nel senso che nega veridicità ai fatti della storia. Per quel che riguarda la Sardegna, sostiene Azzeri, non è neanche vero che gli storici abbiano raccontato i fatti come sono accaduti. Gli storici sabaudi almeno, hanno raccontato i fatti come pareva e piaceva a loro. Hanno raccontato una storia in cui chi ha occupato l'isola doveva fare bella figura e chi era stato sottomesso era in qualche modo poco più che un selvaggio che è stato beneficiato dalla civiltà portata dall'esterno. A questa visione falsificante della storia si contrappone la scrittura del mito, e passavamo sulla terra leggeri, il mito diventa ciò che governa la produzione della storia. Il mito inteso, il mito ovviamente è ricreato in laboratorio, nel laboratorio della scrittura azziniana. Il mito è inteso proprio come racconto di un'origine che si connette al sacro, a qualcosa di sacro, e che ha necessità di essere tramandata per via orale. Il mito è tecnicamente ciò che il capotribù raccontava di fronte alla sua comunità. Il mito è un racconto che contiene una spiegazione del mondo, che contiene una spiegazione della propria origine e che la comunità ha il dovere di tramandare. Questo è il mito e questa è la tecnica della trasmissione del racconto all'interno di Passavamo sulla terra leggeri. Quando i primi sardi arrivano nell'isola, innanzitutto ovviamente quella è un'affermazione di libertà riconquistata che dovranno difendere, è una libertà che sarà costantemente sotto assedio, perché i Sard dovranno puntualmente difendersi dalle minacce che vengono dall'esterno, dai colonizzatori. Dopodiché iniziano a costruire le proprie storie, la storia sulla propria origine, e avranno il dovere di tramandarsela. Cosa si inventa Azzeri? Si inventa la figura del custode del tempo. Il custode del tempo, credo che poi sarà che Paolo dice qualcosa ancora di più puntuale sulla figura del custode del tempo. Il custode del tempo comunque è l'uomo della comunità, in capo la donna, anzi è un po' più significativa la presenza delle donne nel romanzo di Azzeri, che hanno il compito di conservare la memoria. Conservare la memoria, conservare il racconto significa difendere la cultura che quei racconti tramandano. Ciascun custode del tempo ha il dovere di serbare la compattezza del racconto originario, ma può aggiungere dei nuovi avvenimenti, delle nuove interpretazioni a quello che è successo. Questo è tipico del racconto mitico, che è sempre un racconto con varianti. Ci sono però degli istituti che i custodi del tempo devono difendere, che sono i patrimoni identitari, il patrimonio della cultura. Nel caso di Azzeni, Passavamo sulla terra leggeri, i due istituti sono il senso di una socialità all'insegna della solidarietà. Per esempio la difesa del bene collettivo. Il patrimonio comune non è soltanto il patrimonio delle storie, è anche il patrimonio della terra, degli armenti, che deve essere collettivo e non individuale, perché a tutti deve essere garantita una vita dignitosa. E a questo primo istituto se ne aggiungerà poi un secondo, che è il cristianesimo, inteso da Azzeni credo come quello delle origini, quindi un pilastro che sostanzialmente si accompagna al primo e non lo contraddice minimamente. Ora, si parte da un mito, dicevo, si arriva fino praticamente alla storia, nel senso che si parte dall'arrivo dei Sard nell'isola e attraverso varie epoche, i Fenici, la colonizzazione dei Romani, respinta da una parte dei Sardi che si difendevano nascosti nelle caverne dell'isola, passando per la grande epoca dei giudicati fino alla caduta dell'ultimo giudicato, quello di Arbarè, a causa degli aragonesi e agli intrighi del Papa, e lì teoricamente la storia dovrebbe finire, nel senso che lì i Sardi smettono di essere produttori della loro storia e iniziano a subire la storia imposta dall'esterno. Tant'è che la storia, il racconto originario, il mito, non si può più arricchire di nuovi avvenimenti, ma ciò non di meno non viene meno
la necessità di difendere e tramandare il racconto. I custodi del tempo devono continuare a esistere e devono continuare a raccontare la storia, che da orale diventerà addirittura scrittura, e devono difendere la storia perché questa è la spinta utopica che c'è nella scrittura di Azieni. C'è sempre la possibilità che la storia rinizi, che ci siano nuove cose da raccontare, cioè che i sardi si riconquistino uno spazio di libertà. La scrittura, vi passavamo sulla terra leggeri, quindi una scrittura che costruisce un mito, che produce una storia nuova, inedita, che si oppone alla storia imposta dall'esterno, che in un certo senso si contrappone anche alle fole che gli scrittori stranieri depositavano sulle pagine che raccontavano l'isola, i viaggiatori stranieri che mettevano piede in Sardegna tra il Settecento e i primi anni del Novecento, e che raccontavano un sacco di cose che erano abbastanza creative, che disegnavano la Sardegna nel migliore dei casi come un'isola dalle 1001 notti, una terra esotica a portata di mano. Potrei raccontare molte delle fole che gli stranieri hanno raccontato sui sardi e sulla Sardegna, ma l'ha già fatto in realtà Sergio Azieni stesso in un libro uscito postumo, che è Raccontar fole. A questa storia degli storici savoiati, sabaudi, e a queste fole degli scrittori stranieri, che tendono sempre a descrivere il sardo come un selvaggio, il mito del selvaggio che può oscillare a seconda dei casi, a seconda che fossimo simpatici o antipatici, il mito del buon selvaggio o del cattivo selvaggio. A tutto ciò Azieni contrappone un racconto che fin dal titolo dichiara che in realtà in origine i sardi erano felici, passavamo sulla terra leggeri, un'immagine di leggerezza quasi calviniana. E non solo eravamo felici, ma eravamo addirittura sapienti. Quelli che sbarcano nell'isola erano sacerdoti, danzatori che conoscevano il cielo stellato, che a partire dalla misura e dal calcolo esatto della misura della distanza delle stelle e dei moti delle stelle potevano addirittura fabbricare un linguaggio. Eravamo sapienti, tutt'altro che selvaggi. Questo è, diciamo, il grande progetto concepito da Sergio Azieni, il cui scopo finale secondo me è quello di regalarci una realtà attraverso la finzione, una realtà che è più vera di quella che troviamo nei libri di storia. È una realtà più vera per il semplice fatto che è una realtà più logica, più giusta e sostanzialmente più solidale. Io avrei anche finito, grazie. Grazie Andrea Cannas per questo quadro così ben raccontato. Ci hai conciliato la scrittura di Azieni e quindi è andata bene anche la scelta di darvi la parola come primo intervento. Del resto conosco le tue dottrine. Nel frattempo è arrivato il sindaco Giuseppe Carao, al quale passerei subito la parola se vuole portare un saluto. Senza problemi. Sono Benedetto, ma parlo del peso, Benedetto. Buonasera a tutti, io chiedo scusa per il ritardo. Una cosa in comune, io vengo dal paese di Licio, padre di Azieni, Uscini, che sono sposato là. E per di più un'altra cosa che in qualche modo mi accomuna a questa storia di cui raccontate oggi, in qualche modo è anche la militanza in una parte politica precisa, dove anch'io sono cresciuto. Io ho letto veramente poco di Azieni e me ne espulso. Ovviamente, stando al Guspino, ovviamente ho letto parte del figlio di Paolo, come nelle cose, perché ho visto e considerato che si è girato anche un film in quei dintorni. Però mi è piaciuto particolarmente l'intervento che ha fatto Andrea. Adesso quando ha citato intanto un concetto fondamentale che è quello di nazione, che è fondamentale, perché abbiamo citato anche sabato scorso, sempre in occasione dell'evento e dell'appuntamento proposto dalla Consulta della Lingua Sarda, e quindi ringrazio ovviamente il lavoro che sta facendo Paolo e Roberta per portare avanti questi principi. Però anche là abbiamo parlato del concetto di nazione sarda, che poi è un concetto diverso da Stato, e qui ogni tanto con Paolo mi scontro anche su questo punto, però sta di fatto che sulla nazione, sull'identità, questo diventa fondamentale in un mondo globalizzato, come avevamo detto sabato scorso. E lo dice lo stesso Sergio Azieni quando dice che sono sardo, ma sono anche italiano e europeo.
nel senso che comunque il fatto che noi abbiamo una matrice identitaria forte e quindi ci sentiamo nazione e che questa nazione sia unita dalla lingua, come abbiamo detto sabato scorso, non significa in qualche modo non riconoscersi in un quadro più ampio, in cui ovviamente ciascuno di noi porta elementi di specificità che sono appunto quelli legati al fatto di essere sacro e di essere nazione della nostra identità, e che naturalmente va in qualche modo a confrontarsi, e qui lo dice anche Saggiazzini da qualche altra parte, mi sa tanto, quando dice che la Sardegna è un crocevia fatto sul Mediterraneo, ed è attualissimo. Pensate a quello che sta succedendo oggi nel Mediterraneo. L'Italia di fatto è un crocevia, non soltanto la Sardegna, perché di fatto non facciamo altro che confrontarci con quello che sta avvenendo dalle sponde del Nord Africa, ed è questo il mondo che non si può fermare, che necessariamente dal confronto anche fra popoli di paesi e storie diverse si paga un prezzo, e questo lo dice anche Sergio Azzini, ed è inevitabile. Però ciò non toglie che in qualche modo dobbiamo riappropriarci della nostra identità. Forse oggi abbiamo sbagliato location, vi dico la verità, perché quando ho sentito parlare di mito, parlare della nostra terra, la location naturale parola è la Sant'Anastasia. Noi abbiamo un villaggio nuragico con annesso Tempiapozzo, situato nel cuore del centro abitato, e lì si respira veramente il mito. Per quanto riguarda la narrazione, dobbiamo riappropriarci anche di una narrazione, anche da questo punto di vista, anche oggi. Lo si può fare con la poesia, lo si può fare con la poetica, come lo fa Azzini, come lo fanno altri scrittori sardi successivi, però lo si può fare anche in qualche modo con la storia, perché io dico sempre, do il benvenuto a un compagno di Puspine che era amico di Sergio, tra l'altro Rinaldo, che poi magari ci dirà qualcosa di lui dal punto di vista personale, perché è un invitato, perché ho avuto la fortuna lui di conoscere e frequentare Sergio da piccolo. Stavo dicendo sulla narrazione, su questa cosa noi stiamo insistendo molto, perché va bene la poesia, la poetica, ma anche di appropriarci della nostra storia, nel senso che noi sardi stessi spesso non conosciamo la nostra storia, e se vogliamo invece in qualche modo guardare al futuro e guardarlo con una visione in cui vogliamo dare valore anche alla nostra identità, alla nostra specificità, abbiamo bisogno di riappropriarcene, ma questo significa prima di tutto conoscerla e poi trasmetterla, e se la trasmettiamo oralmente anche ai nostri figli è una cosa bella. Quindi anche noi dobbiamo diventare nuovamente custodi in qualche modo nel nostro tempo, però della nostra storia, e trasmettere il piacere ai nostri figli e alle future generazioni, perché comunque in qualche modo la nazione e la nostra identità ha un valore troppo alto per non essere tramandata, e quindi dobbiamo essere noi stessi custodi di noi stessi e della nostra storia e della nostra identità. Grazie a tutti e ovviamente buon lavoro, e grazie alla tua della Presidenza. Grazie Sindaco per gli spunti di discussione che ha messo in campo la questione molto importante della divisione tra l'idea di Stato e quella di nazione. È evidente che l'auspicio che facevi, se posso darti del tu, ai sardi di non rivendicare la propria identità che si incarni in uno Stato, perché dobbiamo afferire a qualcosa di più ampio, è un auspicio che noi dobbiamo fare in riferimento a tutta la comunità europea, perché in realtà non possiamo noi essere gli unici che cessano di credere di poter essere uno Stato. Dovrebbe farlo anche la Germania quando si comporta come Stato nei confronti della Grecia, dovrebbe farlo l'Italia quando rivendica il debito che hanno i greci nei confronti dell'Italia, dovrebbe cessare anche l'Italia di manifestare l'arroganza di Stato nei confronti degli altri paesi europei. Non parliamo poi dell'arroganza della Francia in quanto Stato, ma insomma, poiché la nostra avvertenza è soprattutto nei confronti di un'Italia centralista e non di rado arrogante nei confronti delle regioni, questo lo dice la conferenza delle regioni, e non di rado arrogante, certo allora anche mettere in campo una istanza, ormai si dice con molti termini, sovranista, indipendentista, comunque qualunque termine, mettere in campo nell'avvertenza politica. Del resto, Giuseppe, siamo in una fase
in cui dovremmo riprendere a discutere anche di federalismo. Il maggior partito della sinistra italiana, con la classe dirigente che esprime a livello nazionale, ha dei comportamenti molto imbarazzanti su questo tema. Persino quella sarda, noi abbiamo avuto una stagione che sul piano intellettuale, sul piano culturale ha prodotto molte idee sulla nostra identità. I grandi federalisti che ci sono stati in Sardegna, i personalisti comunitari che immaginavano un'Europa delle nazioni, penso agli olivettiani che stavano a Santo Lussurgiu, per esempio, minoritari ma straordinari nel loro pensiero, no? Penso ai grandi presidenti di regione che hanno fatto la politica contestativa nei confronti dello Stato e ci hanno fatto ottenere enormi benefici. Dunque ciò che dicevi è ampiamente condivisibile, anzi è un auspicio da estendere agli stati nazionali europei che anacronisticamente e il ministro greco, quando dice provocatoriamente alla Germania, benissimo, se io ho avuto una classe politica cialtrona tu non puoi affamare l'intero mio popolo, perché anche tu hai avuto una classe politica cialtrona che ha fatto la seconda guerra mondiale, perché in tal caso a quel punto scatterebbero rivendicazioni in Europa che non voglio neppure immaginare. L'Europa è il luogo della guerra, non di un'identità condivisa, è il luogo di stratigrafie di guerra. Ma l'Unione Europea nasce per mettere la pace in Europa. Esattamente, infatti, ma sono d'accordissimo. Sperando appunto che tutti gli stati nazionali vogliano cedere sovranità. Esattamente, vogliano aderire a quella linea che Azzeni molto saggiamente, molto tempo fa, mostrava, cioè la via di identità concentriche che si costruiscono. Del resto la generazione a cui appartengo io, la generazione a cui appartiene Andrea e anche Pierpaolo, non può non sentirsi anche italiana, perché noi siamo nati in territori bilingui e l'italiano è anche l'altra lingua.